quando vuoi che la faccio entrare, avremo un pochino, spazziamo la voce di prendere il posto, poi io dico di entrare? Sì, adesso. Però qui tutto libero finché ci Sì, sì. Teneteci il microfono. Sono Ilaria Salis, sono un'attivista e insegnante di Monza. Sono stata arrestata in Ungheria l'11 febbraio 2023 perché accusata di aver partecipato all'aggressione di alcuni neonazisti che avevano preso parte al Giorno dell'Onore. Sono Ilaria Salis, sono un'attivista e insegnante di Monza. Sono stata in prigione in condizioni inumane, topi e cimici, cibo immangiabile e anche punizioni come le secchiate d'acqua. La fugda, che consiste nello stare rinchiusi in una gabbia montata in cella a guardare il soffitto tutto il giorno. C'era l'ora d'aria, ma mi chiedevano di scegliere tra l'aria e la doccia. Adesso mi hanno concesso gli arresti domiciliari e sono costati 40.000 euro. 40.000 euro? Sì, 40.000. Costa molto il prezzo della libertà agli arresti domiciliari. Libertà, poi. Cos'è la libertà? Dicesi, libertà, stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico. Conquistare, mantenere, rivendicare la libertà. La libertà è partecipazione. Ma cosa vuol dire libertà e partecipazione? Dai, cosa mandi agli invitati quando decidi di sposarti? La partecipazione. Vedi, è un ossimoro. È come dire che sei lucidamente opaca. Con la partecipazione uno si sposa e quindi perde la libertà, è chiaro, no? Spiritosona. La libertà è partecipazione. L'ha detto Giorgio Gaber nel 73, 50 anni fa, e racchiude un concetto fondamentale per la vita democratica. Libertà non significa solo assenza di costrizioni, ma anche possibilità di essere attivamente coinvolti nella società. È un concetto antico che sfiora la notte dei tempi. È pura filosofia. Aristotele infatti ci parla di libertà come la capacità dell'individuo di agire secondo la propria natura razionale. Tale libertà viene realizzata vivendo una vita virtuosa in accordo con la ragione. In Platone è intesa come qualcosa da cui ci si libera. Nell'esempio del mito della caverna, l'uomo si libera infatti dalle catene per condurci verso la contemplazione del mondo delle idee. Vabbè, Aristotele, Platone, zero calcare. Zero calcare, sempre sia lodato. L'allero, e magari c'è anche Erich Fromm. Ce l'ho. Erich Fromm riconduce l'emergere dei regimi totalitari al fascismo, alle destre, al bisogno di sottomissione che nell'uomo non è innato, no, ma si genera dalla responsabilità che la libertà produce una volta ottenuta. L'uomo in questo percorso attraversa le fasi che il bambino vive nel momento in cui si distacca dalla madre, a 2 anni circa. Quando l'uomo è cosciente di essere un'entità separata, si crea in lui un sentimento di impotenza, ansietà e incertezza verso un mondo che ora gli appare forte e minaccioso.
sentimento chiamato meccanismo di fuga e diventa fascista. No, quindi mi stai dicendo che i nazifascisti sono in fondo degli uomini fatti che hanno bisogno di sottomissione e quindi di un padrone cattivo e autoritario, e che in fondo non sono mai riusciti a staccarsi dalla mamma? Cioè, adesso capisco perché in Italia sono tanti. Voglio dire, scusa, ma perché sei incatenata? Perché sono un'attivista antifascista. Ma tutti pensano che adesso sia ridicolo parlare di antifascismo in Europa. Rispondo con le parole di Manuela Dávila, candidata per il Partito dei Lavoratori e vicepresidente del Brasile. Oggi l'antifascismo è più attuale che mai. La lunga campagna tesa a delegittimarlo sta producendo mostri. Sì, si dice che l'antifascismo è inutile, perché quel fascismo del passato non può più tornare. È certo difficile che la storia si ripeta due volte in forma uguale, ma adesso la ripetizione si manifesta in forma lugubre, con movimenti apertamente fascisti e nazisti in quasi tutti i paesi europei. Movimenti che in alcuni stati hanno conquistato voti e seggi parlamentari. Di fronte al rinascere di idee fasciste o fascistoidi, l'antifascismo è più necessario che mai. Con la sua cultura costruttiva e con la sua denuncia dei veri responsabili dei mali economici e sociali, c'è una grande battaglia culturale da condurre e c'è una lotta politica da sostenere. Sarà difficilissimo, ma è indispensabile riportare all'intesa unitaria tutte le forze democratiche che sentono l'avanzare di un periodo grave. Non dimentichiamo quello che porta con sé l'esasperazione nazionalistica. La guerra è al di là del mare, ma già tornò in Europa, nei Balcani, ed ora cova ai confini della Russia. La violenza di cui si nutre una società fondata sulla reciproca sopraffazione tracima e diventa endemica. Tocca agli antifascisti riprendere e sostenere la cultura della pace come un bene supremo e partecipare a costruire un'Europa democratica, socialmente giusta, culturalmente illuminata. Si levi da questo nostro incontro l'appello perché nelle prossime elezioni il voto vada a chi si impegna a difendere l'unità europea, risanandola e portandola avanti con le opportune riforme. Un voto contro chi la vuole sfasciare. Ma perché sei incatenata? Perché voglio sentire come ci si sente e voglio dimostrare che si può vivere anche nell'illusione in un paese che si reputa libero come il nostro, ma che giorno dopo giorno ci sta togliendo aree intere di libertà, di diritti, di libertà e di uguaglianza, valori che vanno di pari passo, e il loro disallineamento rappresenta una minaccia per la democrazia. E tu perché sei incatenata? Per protesta, perché ancora non è stato stabilito se io, Ilaria Salis, sia colpevole o innocente. E allora le porto anch'io. Talvolta mi chiedo, è forse libertà pestare un nazifascista? Lo stai chiedendo a me adesso? Proprio a me? In che senso, Tiziana? Che puoi dirmi? È difficile questa risposta, nel senso che la guerra non piace a nessuno, e neanche la violenza, ma per tutelare la libertà di tutti, da qualche parte dovremmo pur cominciare. La guerra, vinciamola in cabina elettorale, è l'arma più potente. Grazie. Grazie.
Io farei un altro applauso alle Lucido Sottile e al loro impegno a sostegno della candidatura e a sostegno dell'elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo. Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti a questa serata organizzata dalla lista dell'Alleanza Verdi e Sinistra con il Comitato Sardo per l'elezione di Ilaria Salis. Vorrei dare la parola a Gianni Azzeni. Scusate, cambio il microfono. Vorrei dare la parola a Gianni Azzeni, amico e compagno, componente del primo comitato di organizzazioni, movimenti, sindacati e partiti che ha sostenuto la campagna per la liberazione di Ilaria Salis con la grande manifestazione del 20 marzo a Cagliari, componente anche del gruppo dei compagni di scuola di Roberto Salis, che sono rimasti accanto alla famiglia e hanno sostenuto fino all'ultimo questa campagna di civiltà per i diritti sociali, per i diritti umani e per i diritti civili. Vi ringrazio. Grazie mille Roberto, grazie mille alle Lucido Sottile che hanno, come avete visto, offerto un dialogo che non ha bisogno di commenti. La serata adesso procederà con alcuni interventi, ci sarà un intermezzo musicale breve e poi nuovamente altri interventi dei rappresentanti nazionali della lista Alleanza Verdi e Sinistra che candida Ilaria. Mi sento di dire, questa è una cosa mia personale, ma la sento molto, che come da parti si legge, questa candidatura abbia il sapore un po' della fuga, no? Del modo per bypassare un giudizio che Ilaria dovrebbe comunque affrontare. È diffusa, no? Nella maggioranza silenziosa questo atteggiamento del tipo se l'è andata a cercare. Io credo che intanto la manifestazione, la battaglia di civiltà contro il nazifascismo sia sempre e comunque da sostenere in un'Europa molto attenta a tanti aspetti che riguardano la nostra vita quotidiana. Penso per esempio, che ne so, ai trasporti, che a volte quando si tratta di continuità territoriale dobbiamo aspettare quello che dice l'Europa, è anche giusto probabilmente, non lo so. Quello che è intollerabile è che non ci sia altrettanta attenzione e rigore sui diritti, perché qui di diritti parliamo e i ceppi, le catene che abbiamo visto tenere le caviglie, i polsi di Ilaria sono l'effetto. La causa sta a monte e la causa è un'Europa che è ancora timida con chi si dichiara dentro l'Europa stessa impunemente illiberale. Volevo leggere rapidamente l'appello, il documento che abbiamo stilato a proposito appunto della sostegno all'elezione, alla candidatura all'elezione di Ilaria Salis. Una cosa abbastanza breve che ha avuto diverse adesioni, ritengo di doverlo fare, concedetemi un minuto. L'annuncio della candidatura della giovane antifascista sarda Ilaria Salis alle elezioni europee tra le fila della lista Alleanza Verdi e Sinistra può determinare una concreta possibilità della sua liberazione da quelle condizioni di arresto e detenzione al limite dell'inumano da parte di un regime autoritario, reazionario, amico dei fascisti. Per questo motivo a Cagliari si è costituito il Comitato Sardo per le elezioni di Ilaria Salis, composto da singole personalità, movimenti, partiti, organizzazioni sindacali e sociali che ritengono che il trattamento riservato a Ilaria Salis nell'Ungheria di Viktor Orban sia lo stesso riservato a chiunque si opponga ai rigurgiti di rinascita delle estreme destre xenofobe e neofasciste in tutta Europa.
La concessione dei domiciliari a Ilaria dopo l'accoglimento del ricorso presentato dai suoi legali è una notizia straordinaria che come comitato sardo attendevamo da tempo e ci rende felici. La giovane antifascista sarda è già andata, l'appello è stato stilato nell'imminenza della concessione dei domiciliari, è andata ai domiciliari grazie alla determinazione della sua famiglia e di suo padre che non si sono arresi, non hanno arretrato di un millimetro di fronte alla sopraffazione violenta dei diritti umani e civili della loro figlia. Ha avuto ragione chi non è rimasto in silenzio e ha sostenuto la necessità politica di questa candidatura al Parlamento europeo. Ora Ilaria Salis va riportata a casa e poi anche a Bruxelles come parlamentare europea. Di fronte alla marea nera dei fascismi che stanno contaminando l'Europa, questa candidatura rappresenta il modo più efficace di affermare che ci sono diritti universali che devono valere per tutte e tutti e che quei diritti vanno applicati dove riconosciuti, riaffermati, dove vengono calpestati e continuamente evocati quando sono in pericolo. La candidatura di Ilaria Salis diventa quindi la candidatura di chi si oppone a ogni regime, a ogni processo al dissenso, a ogni detenzione illegale all'interno di ogni prigione, comprese quelle dei centri di permanenza e respingimento delle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo. Una candidatura sarda che rappresenti in Europa un'idea di Sardegna diversa, che accolga le voci del pacifismo, del femminismo, dell'antiliberismo e della lotta contro l'occupazione militare della nostra isola, delle diseguaglianze. Una candidatura quindi che ha il sapore della libertà individuale e collettiva e per questo motivo ci appelliamo a tutte le donne libere e gli uomini liberi della Sardegna affinché assumano l'impegno civile e politico di sottoscrivere questo appello e sostenere l'elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo con la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Mi piace citare le adesioni ufficiali che sono giunte a questo documento, articolo 21, liberi di Assozio Consumadoris Sardegna, perdonatemi la pronuncia un po' approssimativa a dispetto della mia sardità, non sono di madrelingua, Comitato da Cagliari per Ilaria Salis, Confederazione Sindacale Sarda, Donne Ambiente Sardegna, Europa Verde, il Manifesto Sardo, l'Orizzonte Sinistra, Sardegna Pulita, Sinistra Italiana, Ufficio Studi, Gio Maria Angioli. Bene, a questo punto possiamo iniziare, ci sono degli interventi, ci sono stati richiesti degli interventi graditissimi, quindi per iniziare questi interventi chiamerei Ottavio Lita ad aprire e a dare il suo contributo. Grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti. Consentitemi una premessa perché devo spiegare per quale ragione io sono completamente in sintonia con i documenti che sono stati finora letti, sia da Elucido Sottile sia da quest'ultimo proposto. Vedete, articolo 21 è sorto 22 anni fa in una stanza della Federazione della Stampa Romana per volontà e iniziativa di Beppe Giulietti, che vi saluta tutti e sottoscrive e partecipa come dire, solidarmente a questa iniziativa. Era sorta 22 anni fa nella sede della Federazione della Stampa perché poneva un problema sostanziale, che la libertà di informazione garantita dall'articolo 21 della Costituzione non è rivolta solo alla categoria dei giornalisti, non è una cosa corporativa, è una cosa che riguarda i cittadini. C'è una lezione di democrazia. Eravamo in pieno berlusconismo e non bisogna dimenticarlo, e quindi quella battaglia per la libertà democratica della stampa era strettamente collegata al valore fondante della Costituzione italiana, che è una Costituzione antifascista, che è sorta dalla lotta di resistenza, anche se abbiamo delle autorità statali che non vogliono, come dire, riconoscersi in questa realtà. Però questa è la sostanza delle cose. Allora, siccome la nostra adesione alla Costituzione antifascista come dire, ci fa riflettere su quello che è accaduto, questa vergogna
della violazione dei diritti umani che è avvenuta in Ungheria. Guardate, non è questione soltanto di rapporto tra l'Ungheria e l'Europa, è tra l'Ungheria e il dettame che dall'ONU è arrivata per il rispetto dei diritti umani. Questo signore va oltre e nessuno gli fa nulla, nessuno gli dice nulla. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a queste cose, dobbiamo trovare il modo per reagire. E la cosa fondamentale che ha spinto me e Articolo 21 ad aderire a questa cosa è stata l'iniziativa del 20 marzo scorso in piazza Garibaldi. Per iniziativa una cosa straordinaria, guardate, una cosa che mi ha veramente emozionato, del padre che addirittura riunisce i compagni di scuola del liceo insieme con gli insegnanti e raduna tante persone perché si ragioni su quello che sta accadendo in Ungheria. Sono i segnali di una volontà popolare forte, assolutamente forte, e questo, consentitemi di dirlo, fa onore ad un partito politico che una volta tanto, invece di mandare i proconsoli in un posto, parte dalla base per scegliere chi candidare. E allora la relazione che si è determinata tra quel movimento popolare e la scelta che viene fatta di Ilaria Salis come candidata alle europee fa sì che si determini un legame forte, democratico. Vuol dire che la scelta avviene sulla base di una spinta popolare che riconosce l'antifascismo. Ed è questa la ragione vera per cui noi dobbiamo assolutamente essere compartecipi di questa iniziativa, perché non possiamo, guardate che se questo signore continua a fare quello che gli pare in Ungheria e l'Europa rimane silente, non interviene, non reagisce, ma davvero noi ci avviamo verso una china assolutamente preoccupante. Ecco per quale ragione noi dobbiamo fare in modo che tutto questo, attraverso anche questa nostra scelta di Ilaria Salis come nostra candidata alle europee, diventi un momento politico estremamente significativo. Ed è questa la ragione che ci porta, è anche una ragione umanitaria assolutamente importante, perché una volta tanto ragioniamo anche col cuore, non solo con il cervello. Allora, consentitemi anche adesso, non la voglio fare troppo lunga, non ti preoccupare, voglio chiudere con una riflessione. A me, guardate, come ho già detto prima, a me ha impressionato molto questa compartecipazione, questa volontà comune di impegnarsi insieme, e questo lo dico agli insegnanti. Se gli insegnanti di tanti anni fa hanno creato questa classe che è riuscita a ritrovarsi dopo tanti anni e a trovarsi solidali intorno ad un progetto comune, vuol dire che il lavoro degli insegnanti, quando è ben fatto, è straordinario, straordinario. Allora, e siccome io voglio partire da qui per chiudere, consentitemi una riflessione. Da padre, la faccio da padre. Io ho ammirato molto l'impegno di Roberto Salis e della sua famiglia, ovviamente Roberto era la punta d'iceberg di questo impegno. Per questa straordinaria, anche perché ha ammesso che all'inizio non era completamente d'accordo con la figlia, poi piano piano l'ha capita. Allora, vedete, il rapporto di un padre con i figli, o ha questo andamento, questa progressione, questa crescita, oppure rimane un rapporto separato. E la cosa straordinariamente importante è che questa cosa qui è anche una lezione sull'affetto genitoriale, su come si deve presentare, su come si deve proporre. Allora, se facciamo tutti questi ragionamenti, comprendiamo la giustezza di questa candidatura e di questa proposta. Grazie. Grazie davvero Fabio Lita anche per aver ricordato questa vicenda della scuola, della lontana classe del C8, anno 77-78. Volevo approfittarne per sottolineare che, contrariamente a quanto era stato pubblicizzato, Elena Ledda non potrà essere presente, però ho l'incarico... Come? Sì, ma so che
Ah, e beh, mi è stato detto che non... Ecco. Roberto, mi hai dato... Dov'è Roberto? Mi hai dato un'informazione, fase tendenziosa. Chiedo scusa. Volevamo ringraziare come comitato e come lista AVS Elena Ledda per il suo sostegno, per la sua adesione al comitato sardo. Non interverrà stasera, ma gli dedichiamo un applauso perché sappiamo che ci sosterrà nelle prossime iniziative. Questa non sarà l'unica iniziativa, speriamo di farne altre 10-20 in tutta la Sardegna. Chiedo scusa, avevo capito un'altra cosa, avevo capito che proprio non saresti venuta, ecco, per cui chiedo scusa, va bene. Allora adesso un intervento di Grazia Caligaris, che quando si parla di carceri, di diritti dei detenuti, direi che il suo intervento è assolutamente opportuno, più che opportuno. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. È la seconda volta che ci incontriamo in questa occasione e per me ancora una volta, e lo dico con orgoglio, è particolarmente importante. Io non posso richiamare l'Associazione Socialismo Diritti e Riforme, di cui sono presidente, ma sto parlando a titolo personale. Ringrazio Roberto Salis, i suoi compagni di classe e il comitato per questa opportunità. Sono trascorsi 2 mesi dalla precedente iniziativa, allora si parlava di solidarietà verso Ilaria. Oggi, tolti i ferri dai piedi e il guinzaglio al collo, la situazione di questa giovane donna non è cambiata nella sostanza e io esprimo una grande preoccupazione per questo fatto che ci riguarda tutti e che ci richiama a un impegno serio. Oggi questa giovane donna continua a rischiare la vita, anzi più di prima, perché addirittura è stato rivelato l'indirizzo della casa in cui risiede col braccialetto elettronico. Purtroppo, insomma, non è cambiato il quadro di riferimento, è solo apparso in tutta la sua drammatica realtà. Ilaria è la vittima designata di un teorema indimostrabile. Lo documenta, se ce ne fosse bisogno, la persona aggredita che non l'ha riconosciuta. E allora vuol dire che l'unico motivo di tanta violenza e umiliazione è da riportare esclusivamente al suo essere antifascista in un paese illiberale dove hanno valore le svastiche. È emerso però anche un altro aspetto, che Ilaria Salis per l'Italia non ha lo stesso valore di altri detenuti, seppure vittime di mala giustizia americana. Significa che il governo italiano continua a nicchiare, a far credere che tutto è sotto controllo, ma non è così. Io esprimo viva preoccupazione per questi atteggiamenti. Non ho sentito alzarsi la voce del governo sulla presunzione di innocenza di Ilaria. Non ho visto la presidente Meloni incontrare Roberto Salis in tutti questi giorni di attesa, di ansia, di speranza e di preoccupazione, quando il vertice delle istituzioni di un paese democratico manifesta indifferenza davanti a una palese manipolazione dei fatti ascritti a Ilaria Salis. Spetta alle cittadine e ai cittadini intervenire. Questo appuntamento elettorale misurerà la distanza che si vuole frapporre ai diritti. Il voto in Europa è un'occasione per richiamare l'attenzione sui diritti umani che devono valere sempre, a qualunque latitudine.
sulle libertà e i valori antifascisti, sul rispetto delle opinioni, sulla dignità di chiunque si trovi a rispondere dell'accusa di un reato e attende di essere giudicato con le garanzie di un giusto processo. Questo chiediamo, questo vogliamo per Ilaria, questo chiediamo con il voto, il sostegno, la partecipazione attiva e soprattutto chiediamo a tutti di stare molto attenti per quello che accade in questo paese dove si nascondono troppe cose, si dimenticano i diritti e i principi fondamentali della nostra Costituzione, che sono l'articolo 27 e che richiamano un processo giusto per tutti in Italia, in Europa e laddove si limitano le libertà individuali. Vi ringrazio. Grazie davvero. Quindi ne approfitto, spero adesso di non sbagliare qualcosa, per segnalare anche l'adesione alla manifestazione dell'Associazione Sardi di Torino, Antonio Gramsci. Quindi grazie anche all'Associazione Sardi di Torino. Interviene adesso la deputata Francesca Ghirra, deputata dei Progressisti, a cui do subito il microfono. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Io ringrazio di cuore Roberto Salis, Nicola Frattoiani e Luana Zanella di aver voluto organizzare questa iniziativa per questa sfida importante che ci attende l'8 e il 9 giugno, perché come tutte e tutti sappiamo non si vota solo per le amministrative a Cagliari e in altri comuni della Sardegna. Noi confidiamo di rieleggere Massimo Zedda sindaco della nostra città, ma abbiamo un'altra importante sfida, che è appunto quella delle europee. Io, come saprete, in Sardegna milito nel gruppo dei progressisti, alla Camera faccio parte del gruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, con cui conduco battaglie quotidiane contro un governo che, come è stato giustamente definito, è fascista. Abbiamo un governo di estrema destra che tende a limitare i diritti delle persone, a criminalizzare le fasce più fragili della popolazione e porta avanti politiche che sono diametralmente opposte ai nostri ideali, che vanno nel senso della giustizia sociale abbinata alla giustizia climatica, perché quello dei cambiamenti climatici è un altro dei grandi temi disconosciuti da queste destre. Ci battiamo quotidianamente per ribadire la necessità di un cessate il fuoco, di mettere fine all'invio e all'acquisto di armi. È una follia che i fondi del PNRR, ad esempio, possano essere destinati all'acquisto di nuove armi. Ci battiamo quotidianamente per la pace e per la risoluzione dei conflitti attraverso la diplomazia e non con la forza delle armi. E io credo che in un contesto come il nostro vogliamo portare in Europa i valori che enunciamo quotidianamente in Parlamento, in qualunque iniziativa. E quindi il valore dei diritti e la candidatura di Ilaria Salis nelle liste dell'Alleanza Verdi e Sinistra credo che abbia un enorme significato politico. Una donna che, come è stato già ricordato, è stata reclusa per i suoi ideali, perché è antifascista, per un'ipotesi di reato che, se anche verificata in Italia, non porterebbe probabilmente neanche all'apertura di un processo, e che invece ha causato la sua permanenza in condizioni disumane all'interno delle carceri ungheresi per oltre 15 mesi, con il rischio di poter rimanere agli arresti per oltre 20 anni. Questa è una cosa che noi non possiamo tollerare in un'Europa che invece vogliamo che sia pacificata, di convivenza tra popoli, nel segno dei diritti soprattutto per le persone più fragili, dove chiunque possa godere di un'istruzione che consenta anche a chi non ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia agiata di percorrere quell'ascensore sociale che garantisca a tutte e tutti una vita di qualità. Il voto dell'8 e 9 giugno è un voto fondamentale per ripristinare delle regole basilari in Europa, con dei principi democratici che in troppi paesi sono
oggi disconosciuti. Serve un impegno fortissimo di tutte e tutti noi per portare Ilaria in Europa e per liberare l'Europa dai fascismi. Quindi buon voto, un impegno corale fondamentale, quindi auspico che ci sarà davvero un impegno forte da parte di tutti e tutti. Grazie mille Francesca. Visto che è stato citato anche l'imminente voto per il rinnovo del sindaco del Consiglio Comunale di Cagliari, Massimo Zedda darà un suo contributo a sua volta a questa chiacchierata. Dopodiché faremo un piccolo stacco musicale grazie al nostro amico Matteo Sau che si sta nel frattempo preparando. Grazie Massimo. Grazie, un saluto a tutte voi, a tutti voi, un ringraziamento all'Alleanza Verdi e Sinistra, un saluto affettuoso, un abbraccio al padre di Ilaria Salis e ad Ilaria, nonostante sia ancora distante da noi, augurandoci che possa ritornare presto in Italia e ritrovare la libertà. E un saluto a un caro amico, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che conosco da tanti anni. E a lui rivolgo un saluto insieme alle compagne e compagni dei Verdi, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, di Sinistra Italiana, che sono impegnati in Sardegna, così come in altre realtà d'Italia, ma in particolar modo da noi per quanto riguarda diverse elezioni amministrative, e ringrazio anche per il supporto, il sostegno, il lavoro che su Cagliari stanno facendo in questi mesi di campagna elettorale. Un ringraziamento a tutte e a tutti i candidati, sia a livello europeo sia a livello amministrativo per quanto riguarda la tornata elettorale. Europa. È abbastanza curioso che si abbia un interesse forte nel stare all'interno dell'Unione Europea, quando l'interesse è solo ed esclusivamente economico. Si percepiscono le risorse dell'Europa da parte di alcuni paesi che però hanno un certo fastidio per quanto riguarda i diritti, le libertà, privilegiando gli aspetti di trasferimento di risorse, di euro dall'Europa con la contribuzione degli altri paesi europei, ma se si tratta di spendere quelle risorse o energie nell'ambito dei diritti, delle libertà, del rispetto dei principi cardine, i fondamenti dello stare insieme nell'Unione Europea, lì c'è una certa intolleranza, un fastidio, una negazione di quelle libertà, quei diritti, quegli aspetti che per noi significano la convivenza, la democrazia, il sale dello stare insieme tra popoli, stati, in un luogo come quello che è il continente europeo. C'è tanto lavoro da fare e quindi l'affermazione a livello europeo anche di figure come Ilaria, altri, all'interno del Parlamento europeo, sia per le questioni drammatiche relative alle condizioni di Ilaria e le privazioni delle libertà e dei diritti, sia in relazione al lavoro che bisogna fare all'interno delle istituzioni europee perché quei diritti abbiano residenza anche in questi paesi, in quei paesi dove quei diritti sono negati. E sono negati perché trovano negli altri paesi democratici dell'Europa, in tanta parte d'Europa, relazioni, sostegni, benevolenza, sistematica e quotidiana disattenzione per quei fenomeni di assenza di democrazia. Perché con quei governi, con quelle forze politiche, anche una parte del nostro paese, dei partiti politici che sono al governo e così in altre realtà d'Europa,
stringono accordi oltre le mani, relazioni politiche e mai stigmatizzano quei comportamenti. Ecco, su questo l'impegno civile e democratico di tutte noi e tutte voi sarà fondamentale. Cagliari, e chiudo per non farla lunga, riallacciandomi ai ringraziamenti iniziali. Quei diritti, quelle libertà significa realizzarli anche nelle amministrazioni comunali, perché ricorderete che una parte importante delle attività per l'estensione dei diritti, in assenza di una disponibilità dai governi nazionali di destra, partì a suo tempo su altri diritti, altre libertà, proprio dei comuni d'Italia, governati da sinistra, con l'onda d'urto di governi che cercavano di impedire sistematicamente registri, per quanto riguarda le unioni civili e tutto l'insieme dell'estensione dei diritti. Su questi aspetti bisognerà, a partire dai comuni, riprendere quella battaglia capillare perché poi la voce dei comuni e delle cittadine e cittadini possa arrivare anche a livello nazionale. Vale per queste come su altre battaglie, che se non troveranno spazio a livello parlamentare per la debolezza nostra nei numeri, con la partecipazione di tanti parlamentari che pure in quei principi si riconoscono, che quegli aspetti, quei diritti partano dalle amministrazioni comunali perché possano affermarsi a livello nazionale e possano dare un'estensione di diritti a chi oggi non ce l'ha. Perché quel diritto in più, ovunque questo diritto si sia manifestato, ci sia stata una richiesta, e ovunque quel diritto sia stato manifestato e abbia ottenuto una risposta in termini di leggi, in termini di estensione, non ha mai arrecato un problema agli altri, ma ha sempre determinato uno sviluppo, una crescita e una migliore qualità della vita e di dignità di vita nei paesi, negli stati, nelle organizzazioni, ovunque quel diritto si sia manifestato e sia stato poi riconosciuto, ha sempre determinato un miglioramento di civiltà e non un arretramento di civiltà. Grazie. Grazie mille Massimo, caloroso in bocca al lupo per la sfida imminente. Io nel frattempo seguivo con un pizzico di apprensione quanto accadeva da quelle parti, perché mi pare di capire che ci sia qualche problema. Allora lo faccio dire direttamente al nostro amico Matteo Sau. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Sì, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con il circuito della chitarra e mi dispiace perché io ero qui perché avrei dovuto fare una canzone mia, mi rubo, tanto quei 4 minuti erano dovuti e quindi me ne prendo meno, mi prendo un minuto perché mi avrebbe fatto molto piacere e anche mi avrebbe comunque messo davanti a una cosa molto triste, perché questa canzone che ho scritto io nel 2013 racconta di una donna che si chiama Olga, che nell'est Europa subì tante violenze, tanti soprusi, vivendo insomma in una situazione di coercizione, e la scrissi allora e ricantandola poi negli anni mi rendo conto che questa canzone comunque è sempre molto attuale, perché abbiamo la situazione di Ilaria Salis e abbiamo poi la situazione di tante donne che vivono comunque situazioni di coercizione, situazioni di prigionia. Mi avrebbe fatto piacere, perché mi avrebbe fatto piacere fare l'augurio per la dignità che ogni persona merita e per questa lotta che bisogna fare contro chi invece la libertà non la tutela e non la concepisce. E allora, visto che è molto probabile che io questa canzone non la potrò cantare, però vorrei dedicare un pensiero a Ilaria Salis, sperando che anche lei possa trovare la sua stanza di Michelangelo, perché nel brano racconta Olga che poi è chiusa nella stanza di Michelangelo, che era la sua cella. Io l'avevo immaginata come una cella dove lei comunque potesse trovare la bellezza e i colori, e questa era la sua forza. Mi dispiace perché questo problema tecnico mi rammarica molto, ma sono contento comunque di essere qua, poter dare la mia testimonianza e vedere che c'è tanta gente che insomma ha voglia di dare questa testimonianza. Non era la mia canzone fondamentale qua, l'obiettivo è un altro. Grazie a tutte e grazie a tutti. Grazie Matteo, quello che chiamano il bello o il meno bello della diretta.
Va bene, allora passiamo agli interventi. Ma no, ce l'abbiamo fatta. Cioè le state studiando tutti per incasinarmi la condizione. Gianni, possiamo farla. Beh, ce la vogliamo negare. Va bene, allora, come facciamo? Alice, il microfono, portiamo questo o cosa? Portiamo l'asta. Quale abbiamo? Questo. Questo. Vabbè. Il bello della diretta e il bello anche di correre adesso, è peggio per voi. Vai, Matteo. Eccoci qua, quindi tutto quello che ho detto vale. Massimo, stai attento perché questa è bella e tu la conosci anche, l'hai sentita molte volte. Chi ti cuce le labbra, sabbia sulle parole, sfregare le unghie sul muro, rubare la luce del sole. Quanta gente incontri e la vita di tutti va avanti, qualcuno si può voltare a parlare, son bravi in tanti. Cerca di non nasconderti se ti rubano la dignità, cerca di non confonderti nella stanza di Michelangelo. Non immagini i giorni che ho cucito con cura per non perdermi in mezzo alle curve della paura. Non scioglievo i capelli, non guardavo allo specchio, non avevo illusioni, soltanto un ricordo vecchio. Cerca di non nasconderti dai rantoli ruvidi armati, cerca di non confonderti nella stanza di Michelangelo. Forse oserai, turberai l'universo, sembra scritto per noi. Ricordi quanto l'hai detto, stringi forte le braccia, anche quando ti sembra che non piaccia più. Cerca poi di non perderti nella stanza di Michelangelo. Buona stanza di Michelangelo a tutti, grazie, grazie.
Grazie Matteo, complimenti. Musica e parole meritano sicuramente un apprezzamento. Poi il fatto che questo signore sia stato un mio studente, non so se sia una cosa a favore o a sfavore del sottoscritto e anche di lui, ma mi ha riconosciuto lui prima, non so come abbia fatto. Va bene, allora adesso gli interventi dei partiti nazionali che candidano Ilaria. Apriamo con Europa Verde, allora l'intervento di Luana Zanella, grazie. Venite tutti, facciamo una cosa in ensemble. Allora faccio una presentazione unica, Luana Zanella prima, seguirà Nicola Frattoianni, Sinistra Italiana, e concluderà con il solito schieramento finale, Roberto Salis. Allora, Luana Zanella, grazie. Beh, grazie a tutte e tutti voi. Confesso di essere emozionata e questa canzone veramente mi ha aperto ancora di più gli occhi e il senso di questa nostra battaglia comune. E io, la stanza di Michelangelo, appunto, io quando ho incontrato il 25 aprile, non a caso il 25 aprile, Ilaria Salis nella sua prigione, ecco, io ho pensato che questa giovane donna era una donna giovane molto forte, non solo per noi Alleanza Verdi e Sinistra, che la candidiamo, che abbiamo deciso di candidarla, abbiamo in lei visto, ne abbiamo anche parlato, sì un simbolo, ma anche una donna che offriva a noi una grande occasione. Io l'ho percepita e l'ho sentita, poi ci ho anche pensato, come il cuore pensante di uno dei buchi neri della nostra Europa, perché di questo si tratta. Una donna che ha sofferto ingiustamente in un carcere di uno Stato che è dentro l'Europa, non rispettando nessuno dei fondamenti costitutivi di questa Unione Europea che in gran parte è da costruire. Ecco, quindi io ho provato un sentimento anche di riconoscenza, perché da parte sua ad un'alleanza come la nostra è stata restituita fiducia, speranza, e noi da quel momento, lo dico qui in presenza della mamma e del papà, ci siamo sentite ancora più responsabili e abbiamo cercato di mettere tutta la nostra forza assieme alla forza che già esprimeva e esprimerà sicuramente una volta eletta Ilaria Salis, capita? Perché alleanza, di questo si tratta, alleanza che non è soltanto di Verdi e Sinistra, ma di donne e uomini, come qualcuno ha detto prima, che dal basso hanno espresso il desiderio di misurarsi con una sfida molto molto importante che va perfino al di là di Ilaria. Vedete, il fatto che i genitori, con il portavoce che sei tu e Roberto, no? Essenzialmente della famiglia, ecco, il fatto che ci sia stata questa adesione dal basso, questo direi amore, questa solidarietà, questa
insomma, questa energia dal basso, ripeto, popolare, nel senso veramente migliore, più positivo del termine, questo dice allora che Ilaria ha già mobilitato qualcosa di necessario per fare davvero un'Europa più giusta, un'Europa più capace di rispondere alle necessità di fondo, ai bisogni che anche questa città, abbiamo sentito prima il sindaco, esprime, una città stupenda che però ha bisogno di un buon governo, una regione meravigliosa che ha bisogno di essere uno degli assi portanti dell'Europa mediterranea, lo diceva anche Orlando recentemente in una sua visita qua. Ecco, e quindi la nostra alleanza, che si misura e che si è già misurata all'interno del Parlamento su battaglie decisive, e qui abbiamo avuto, diciamo, la possibilità, oltre che assumere la responsabilità, come dicevo prima, di guardare davvero oltre il fatto di essere due partiti, Sinistra e Europa Verde, Sinistra Italiana e Europa Verde, e di vedere cosa possiamo essere all'interno della nuova sfida europea e del nuovo Parlamento europeo, dove le battaglie sicuramente saranno più dure, ma anche saranno più decisive. Capite che noi abbiamo veramente a pochi chilometri di qua una guerra. Nel Mediterraneo abbiamo l'ingiustizia di Gaza che soffre e perde i propri figli e figlie ogni giorno. Capite? Noi abbiamo delle battaglie e delle sfide talmente decisive per la civiltà, non solo europea, che io credo che una donna come Ilaria Salis sicuramente darà un contributo fondamentale, e io ringrazio lei e ringrazio la madre, il papà, la famiglia, e sono davvero commossa del comitato, lo dicevo anche prima, che si è formato a partire dagli ex compagni e compagni di scuola, una cosa meravigliosa che mi dice che anche l'amore è una pratica politica. Senza presentazione, vado dritto. Non voglio dire troppe cose, voglio lasciare a Roberto, diciamo, questa serata. Nella canzone di Matteo Sau, che anch'io ho trovato bellissima, c'è una frase che dice: non nasconderti se ti rubano la dignità. Ecco, io penso questo, quando abbiamo deciso, parlando con Roberto, di mettere a disposizione Alleanza Verdi e Sinistra la candidatura di Ilaria Salis e di quello che questa vicenda rappresenta, di ciò a cui questa vicenda incredibile, terribile e potente insieme allude, lo abbiamo fatto, parlo innanzitutto per me e per noi, per una ragione, che è questa. Io credo che noi oggi tutte in questo paese, in questa Europa, corriamo sopra ogni altro un grande rischio. È il rischio dell'indifferenza, è il rischio della rassegnazione. Ogni ora corriamo il rischio di rassegnarci alla guerra, di far diventare la guerra naturale. Rischiamo di rassegnarci ad un mondo, ad un'Italia, ad un'Europa in cui la condizione di vita della maggioranza degli uomini e delle donne peggiora invece di migliorare. Pensate, siamo di fronte a grandi innovazioni, a grandi salti, l'innovazione digitale, l'automazione, la robotizzazione, l'intelligenza artificiale, e tutto questo che potrebbe essere un grande potente strumento di liberazione degli uomini, delle donne, delle loro vite,
lo viviamo invece come una minaccia, come qualcosa che ci provoca angoscia. Oggi ero in una trasmissione televisiva di mezz'ora per fare l'intervista che si fa alla fine della campagna elettorale e il blocco delle interviste a cui ho partecipato era aperto da un video in cui i giovani raccontano le loro priorità e tra queste priorità ce n'era una, la salute mentale. Le giovani generazioni in questo paese e in tutta Europa oggi hanno messo al primo posto tra le loro preoccupazioni la salute mentale. I ragazzi più giovani hanno cominciato a consumare molto di più di quanto succedeva prima psicofarmaci, ansiolitici. Abbiamo una giovane generazione impaurita, che ha paura perché ha paura del proprio futuro, perché non lo vede più. Non lo vede perché la guerra è terribile, spaventa, non lo vede perché è una generazione precaria che quando trova un lavoro che ha una data di scadenza più corta dello yogurt che mettiamo nel frigorifero dopo aver fatto la spesa. Ecco, io sono tanto spaventato, ho un bimbo di 11 anni, dall'idea che di fronte a tutto questo possa vincere la rassegnazione o peggio l'indifferenza. C'è una poesia molto famosa, la cui attribuzione è sempre stata discussa. Qualcuno l'attribuisce a Brecht, qualcuno a un predicatore austriaco, dal nome molto complicato da pronunciare, ma che avrete, credo, tutte, in tante, sentito più volte. È quella poesia che dice, a proposito dell'avvento del nazismo, vennero prima e presero gli ebrei, ma io non mi preoccupai perché non ero ebreo. Poi vennero e presero i comunisti, ma io non ero comunista, me ne disinteressai. Poi vennero e presero gli zingari, poi vennero e presero gli omosessuali. Poi vennero, e qui c'è alla fine, e presero me, ma non c'era più nessuno che potesse protestare. Ecco, io penso, e chiudo subito, che questa candidatura e l'elezione di Ilaria, perché fatemela dire questa cosa, noi non l'abbiamo solo candidata, noi Ilaria Salis la vogliamo eleggere, la eleggeremo al Parlamento europeo, la eleggeremo per tirarla fuori dall'incubo in cui è precipitata, nel silenzio intollerabile di questo paese e delle sue istituzioni. Abbiamo dovuto assistere anche alla vergogna di un ministro degli esteri che quando è stato accolto il ricorso dei suoi legali, non del governo italiano, non una protesta del governo italiano, il ricorso dei suoi legali, ha avuto il coraggio di dire: avete visto? È stato premiato il silenzio e il lavoro sotterraneo. Che uno dice: piacere, meno male che hanno premiato il silenzio. Finché c'è stato il silenzio, Ilaria è stata rinchiusa in quel buco nero nelle condizioni che quelle due straordinarie attrici nella performance iniziale hanno ricordato e che Roberto ha denunciato con tanta forza. La verità è che è cambiato qualcosa quando Roberto per primo, la sua famiglia e poi tante insieme a lui, i comitati e infine anche noi con la nostra scelta hanno strappato il silenzio e hanno cominciato a urlare, cioè non si sono rassegnati. La politica, la partecipazione può cambiare le cose, questo è il punto decisivo. E allora noi eleggeremo Ilaria perché vogliamo dire a tutta l'Europa, non solo a Viktor Orban, ai suoi amici, a chi è compiacente, come ha ricordato Massimo Zedda, a chi sta zitto, a chi fa spallucce, a chi si gira dall'altra parte, che vogliamo un'Italia, un'Europa in cui i diritti fondamentali, i diritti umani, i diritti civili, i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti ambientali di tutti e tutte siano sempre e ovunque rispettati. Vincere questa battaglia significa costruire un pezzo di un'Europa migliore. In bocca al lupo a tutti e a tutte noi. A Ilaria, con noi, con tutti e tutte noi. Grazie Nicola, c'è poco da aggiungere. Adesso tocca a noi il 9 giugno. Adesso prima di dare il microfono a Roberto, chiamerei qui a fianco, citato, prendi l'altro, è meglio. Anche l'8 non
8 e 9. Per andare a votare il primo giorno grazie a Massimo. 8 e 9 giugno, giusto? Come facevano? È meglio, anche perché adesso si vota sabato e domenica, non più domenica e lunedì. Non sa mai che succede già. Meglio Votare subito, sottolineare. appena sia. Siccome è stato più volte ricordato questa azione di base di questo gruppo di studenti, allora bisogna chiamare per forza qua il professor Francesco Moi, che era il nostro professore di latino e greco in quella classe. Grazie professore di essere qui. E a questo punto logica vorrebbe che fosse lei a chiamare la classe, ce ne sono presenti parecchi, se ricordi. No, io dico solo una cosa. Ilaria mi ricorda che Antigone, chi ha avuto il coraggio di ribellarsi ad un sovrano, tra l'altro giusto, allora veniva visto come giusto, rivendicando dei valori universali, valori che poi nel corso degli anni sono diventati dei diritti con la rivoluzione francese, diritti dei cittadini, e che oggi, ancora facendo un passo avanti, sono i diritti di tutti noi, sono diritti personali che non dipendono dallo Stato che li concede o non li concede a suo piacere, ma sono dei diritti naturali. Per cui lo Stato, parlo anche degli Stati apparentemente democratici, non ci concedono loro, ma loro hanno il dovere di valorizzare, di fare in modo che ciascuno, naturalmente in primo luogo quelli più deboli, quelli più indifesi, devono far valere e portare avanti. Per cui Ilaria, in effetti, lotta perché questi nostri diritti vengano valorizzati, vengono affermati in tutta Europa, anche con i governi che apparentemente, diciamo, appaiono democratici, ma non lo sono fino in fondo. Quindi l'elezione di Ilaria è utile per tutti noi perché ha dimostrato di saper difendere questi diritti a costo della sua libertà, dei sacrifici disumani che... Poi aggiungo un'altra cosa che ripeto, io sono orgoglioso di aver avuto una classe che ha dimostrato che questi valori sono radicati e naturalmente orgogliosissimo di aver avuto come alunno Roberto. Avevo già detto che non era così orgoglioso di me quando mi interrogava in greco, però insomma, vabbè. Allora chiamiamo i compagni, Ragazzi, dai, venite qua con me che mi date una mano. Venite qua. Allora, io qui ovviamente sono un po' emozionato, devo dire, perché c'è chiaramente la mia giovinezza qui insieme a questi signori qui. Va bene, allora, come sapete c'è stata recentemente, venerdì c'è stata l'ultima udienza di Ilaria. E ancora una volta c'è stata un'ennesima
dimostrazione delle violazioni che fanno praticamente da filo conduttore di tutta questa storia. Il giorno precedente Ilaria è stata portata ai domiciliari ed è stato un passaggio estremamente laborioso, perché chiaramente dovevamo proteggere l'indirizzo di domicilio di Ilaria e non sapevamo come sarebbe stata condotta Ilaria dal carcere al domicilio. C'erano due ipotesi, quindi dovevamo capire quale delle due venisse applicata. La prima ipotesi era quella che la polizia la portasse al domicilio, la seconda è che il carcere la facesse uscire liberamente in strada. Questa seconda ipotesi era ovviamente molto pericolosa, un po' perché comunque c'erano ovviamente molti giornalisti che erano vicini, che erano a Budapest e che attendevano l'uscita di Ilaria. Era pericolosa anche perché comunque non si sapeva chi poteva essere fuori. Per cui abbiamo cercato di capire con l'ambasciata se si riusciva a capire dal carcere come sarebbe avvenuto questo passaggio, ma non abbiamo avuto alcuna indicazione, cioè l'ambasciata italiana non è riuscita a far dire al carcere come sarebbe avvenuta la scarcerazione. Per cui c'è stato questo momento di grande tensione la mattina del giovedì scorso, però poi per fortuna casualmente sono usciti con un mezzo della polizia e quindi è stato tutto molto più sicuro. Dopodiché il giorno dopo c'è stata l'udienza, abbiamo portato Ilaria con un taxi, siamo andati su nell'aula del tribunale che è al secondo piano a Budapest e con lì mi sono accorto che cosa ha sofferto Ilaria in questo periodo, perché Ilaria è una persona che cammina in montagna, che fa roccia, eccetera, ha fatto 2 piani di scale e aveva un fiatone. E questo la dice lunga su quello che poverina ha patito. L'udienza è iniziata con una mozione presentata immediatamente dai difensori di Ilaria per richiedere il rinvio dell'udienza, perché mancano ancora i documenti tradotti in italiano dei capi di accusa. Questo vuol dire che Ilaria non ha ancora capito bene di che cosa è accusata, perché contrariamente a quello che prescrive la legge non sono stati forniti i capi di accusa nella lingua dell'imputato. Ovviamente il giudice ha richiesta e ha detto che il processo poteva continuare ad andare avanti. Questo è già stato un piccolo successo del pool difensivo di Ilaria, perché comunque è finito agli atti che c'è stata la richiesta di bloccare il processo perché manca la documentazione e il giudice ha deciso che non c'era problema e il processo poteva andare avanti. Chiaramente c'erano una serie di avvocati esperti nel diritto internazionale che assistevano all'udienza e quindi questo sarà sicuramente un tema per invalidare un processo che è strutturato male. Dopodiché c'è stato lo scandalo veramente vergognoso in cui in un contesto in cui la vittima era protetta addirittura in un'altra sala per evitare che evidentemente non si capisce che cosa poteva rischiare. I diritti di Ilaria sono stati per l'ennesima volta calpestati, nel senso che il giudice ha deciso di comunicare a tutti quanti l'indirizzo di domicilio di Ilaria durante la detenzione appunto a casa. E poi con una farsa anche incredibile, perché in pratica subito dopo ha detto che però
voleva che questo indirizzo venisse cancellato dagli atti e diceva a tutti quanti: mi raccomando, non lo usate. Quindi prima lo comunica, dopodiché dice: oh, però non lo usate. E questo è un'indicazione chiara del sistema punitivo nei confronti degli antifascisti che c'è in quel paese. Così come poi è stato veramente illuminante il modo in cui il processo era condotto, perché il giudice praticamente, contrariamente a quello che credo avvenga in tutto il mondo civile, dove c'è un pubblico ministero che presenta le prove contro l'imputato, qui era il giudice che presentava i filmati che dovevano incolpare Ilaria, in un modo veramente da tribunale dell'Inquisizione, perché praticamente con una decisione già presa, palesemente presa, il giudice sta facendo vedete, queste sono le prove che giustificano la mia decisione che ho già preso. C'è stato anche un altro momento quasi ridicolo, nel momento in cui l'imputato, scusate, la vittima, ha raccontato ovviamente i fatti, dicendo chiaramente che non può riconoscere, non riconosce assolutamente Ilaria come uno dei suoi aggressori, stessa cosa che è stata dichiarata da 2 testimoni che erano presenti lì. Però la vittima ci ha fatto sapere che dopo 3 mesi dal momento in cui ha subito l'assalto, si è accorto che si era fratturato durante l'assalto anche una costola. Dopo 3 mesi. E per fortuna l'avvocato ha anche poi chiesto: scusi, ma lei so che fa tiro con l'arco e che va in bicicletta. Quando è l'ultima volta? Insomma, questo qui durante i 3 mesi con la costola fratturata andava tranquillamente, tirava con l'arco, andava in bicicletta, eccetera. Dopodiché questo signore ha deciso, dopo 16 mesi, di costituirsi parte civile e ha chiesto dei danni per ciò che ha subito, però è stato assalito da 8 persone, però i danni li ha chiesti a Ilaria, ha chiesto 27.000 euro di danni per le lesioni subite, personalmente a una sola persona. Ecco, questo è un po' lo scenario che si sta verificando nel processo, giusto per farvi capire. Ilaria adesso è ai domiciliari. Ilaria, se viene condannata, può avere una pena che è sicuramente superiore degli 11 anni che gli avevano proposto in termini di patteggiamento, e può arrivare fino a un massimo di 24 anni. Siccome in Ungheria il sistema prevede che un giorno ai domiciliari valga un quinto di un giorno in carcere, Ilaria rischia di stare ai domiciliari per 120 anni. Per il capo di imputazione che cioè in pratica queste persone hanno subito dei graffi o insomma delle lesioni giudicate guaribili in 5-8 giorni, e in Italia questo non sarebbe stato neppure considerato un qualcosa di punibile o perseguibile. Quindi come diceva un po' Nicola prima, bisogna iniziare a capire che forse c'è un'azione da fare, perché come abbiamo visto nel caso dei domiciliari, noi abbiamo presentato l'istanza per i domiciliari prima in Ungheria, in seconda battuta in Italia, il 28 di marzo, seguendo letteralmente tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto dal Ministero di Giustizia e dal Ministero degli Esteri. E questa richiesta è stata rigettata
dal giudice, ma con quasi disprezzo, nel senso che il pubblico ministero ha spiegato il motivo per cui era contrario a questi domiciliari. Gli avvocati difensori di Ilaria hanno spiegato il motivo per cui invece dovevano essere concessi. Finita questa scena, il giudice aveva sotto il suo computer già il foglio con la sentenza pronta. Cioè non ha neanche fatto finta di dire aspettate un attimo, adesso devo decidere sulla base di quello che ho sentito. Quindi lì veramente, io all'epoca lo dissi, ritengo che quell'azione lì sia stata veramente uno schiaffo fortissimo alla diplomazia italiana, perché evidentemente hanno suggerito a un cittadino di muoversi in una determinata direzione e non hanno fatto nessuna azione diplomatica necessaria per poter supportare questa presa di posizione. Poi però il 15 di maggio il giudice a cui abbiamo fatto ricorso ha deciso finalmente di dare i domiciliari a Ilaria. Che cosa era capitato tra il 28 marzo e il 15 maggio? Il 30 aprile è stata ufficializzata la candidatura di Ilaria Salis come capolista nel nord-ovest per l'Alleanza Verdi e Sinistra e come numero 2 nella lista delle isole. È successo solo questo, c'è stata semplicemente un'azione di risposta politica fortissima a un processo politico ingiusto che era in atto. Quindi io credo che bisogna continuare a insistere, perché abbiamo visto che così funziona, è così che riusciamo a smuovere delle montagne che sono altrimenti lì ferme e completamente bloccate. Come facciamo per smuovere? Bisogna votare Ilaria. Chi la può votare Ilaria? Chi la deve votare Ilaria? La deve votare prima di tutto quelle persone che finora hanno ritenuto che non fosse il caso di dedicarsi all'azione del voto, perché sono talmente distanti dal sistema politico in essere che preferiscono distaccarsi completamente. Devono farlo perché votando per Ilaria stanno facendo esattamente questo, stanno dando un voto contro il sistema che a loro non piace. Chi deve votare ancora Ilaria? Ma i compagni e le compagne, perché i compagni e le compagne non hanno di qualsiasi fazione politica sia, non hanno nulla di meglio da votare per promuovere la propria ideologia. Chi deve votare Ilaria? Deve votare Ilaria tutti gli antifascisti e tutte le antifasciste, perché Ilaria è l'epitome dell'antifascismo. Ilaria rappresenta esattamente il succo dell'antifascismo. È andata lì a protestare per una manifestazione nazista e fascista che io non sapevo neanche che esisteva, e probabilmente buona parte dei cittadini italiani ignorano che esistano queste storture in cui in un paese dell'Unione Europea si permette a un paese che viene tra l'altro finanziato con le nostre tasse, eccetera, si permette a questo paese di compiere degli atti che in Germania o in Italia sarebbero considerati apologia di nazismo o apologia di fascismo. Chi deve votare ancora Ilaria? Beh, forse anche le persone come me, che io sono un liberale e credo che la libertà sia il diritto fondamentale dell'essere umano. Io credo che lo Stato di diritto sia
una pietra miliare nell'evoluzione dell'uomo. Quindi io credo che, come diceva Voltaire, che poi pare non lo dicesse lui, io non sono d'accordo con le tue idee, ma lotto e sono pronto a dare la vita perché tu le possa esprimere liberamente. Grazie a tutti. Bene, grazie. C'è poco da aggiungere, se non che il voto per Ilaria è un voto soprattutto per i diritti e per la libertà. Grazie a tutti, ridò la parola a Roberto che aveva aperto e per la chiusura. Grazie. Grazie a tutti e a tutti. Vi ricordiamo che da domani saranno attivi tutti i social media del Comitato Sardo a sostegno della candidatura di Ilaria Salis su Instagram, su Facebook, su YouTube. Grazie per il supporto. Questa, come vi dicevo, non sarà la prima e l'ultima iniziativa, ne seguiranno altre in tutti i territori della Sardegna. Ci tengo anche a ringraziare le persone che hanno sostenuto in silenzio con un lavoro quotidiano questa iniziativa. Eleonora, la grafica, i volontari di Sinistra Italiana, gli attivisti di Europa Verde, Cristian, il segretario di Sinistra Italiana, vieni, Andrea Melis, grazie a tutti. Permettetemi un ringraziamento a Roberto Lotto, che ha lavorato tantissimo in questi giorni per la buona riuscita di questa iniziativa. Grazie Roberto. Allora, se volete, è possibile, avete visto che nei giorni passati è stata lanciata un hashtag "Io sto con Ilaria", se volete potete fare una foto con questo manifestino con Roberto, ok?